Signore, signori, alpini, buonasera. Prima di tutto tolgo la mascherina. Me la metto almeno qua. Sono da solo sul palco, per cui non c'è problema. Dopo 2 anni che gli alpini hanno fatto il loro dovere, come sempre, aiutando per quanto possibile la popolazione, distribuendo mascherine, generi alimentari, rimettere in funzione gli ospedali dismessi, presidiando mercati, isole ecologiche e nell'ultimo periodo anche gestendo la piccola logistica, diciamo, dei centri vaccinali, per tutti questi motivi non potevamo annullare i nostri eventi per i nostri 90 anni. Dovevamo dare ai nostri alpini un segno di rinascita, di normalità, per cui abbiamo messo in cantiere solamente 6 dei 12 eventi che avevamo programmato, ma sicuramente eventi di rilievo e molto, molto emozionali. Vi faccio un breve excursus. Abbiamo iniziato il 22 maggio onorando le nostre 4 medaglie d'oro al valor militare e i nostri presidenti andati avanti, facendo loro visita nei rispettivi cimiteri. Il 24 maggio, data ufficiale della nascita della nostra sezione, abbiamo onorato questo compleanno con una emozionante Santa Messa nella cattedrale di Ceneda. Nello stesso momento è animata, e mi piace dirlo, dal nostro coro dei cori. I nostri 3 cori sezionali si sono ritrovati, hanno cantato assieme, credo per la prima volta nella loro storia, cantare tutti e 3 i cori assieme. Abbiamo appunto abbiamo ricordato i nostri alpini, oltre alla cerimonia per il nostro anniversario, i nostri alpini andati avanti negli ultimi 2 anni con il consueto gesto semplice ma molto importante della deposizione dei loro cappelli davanti all'altare durante la cerimonia. Saltiamo a domani mattina, velocemente. In 2 momenti significativi daremo luogo alla nostra adunata sezionale, in forma statica, con un ricordo al Monumento delle Penne Nere e una sobria cerimonia in Piazza del Popolo. Altre 2 giornate saranno molto importanti per gli alpini. Parlo del sabato 28 agosto e domenica 29 agosto. Sabato 28, a pomeriggio inoltrato, al Teatro La Loggia di Cison di Valmarino, presenteremo alla stampa e speriamo anche al pubblico il nostro libro, la nostra opera, il libro per i 90 anni della nostra sezione. Lo definisco un'opera perché non tratterà solo la storia degli alpini, ma racconterà anche il contesto storico, locale, urbanistico e della nostra società in genere. Un libro che spero abbia un posto nella libreria di molte persone, alpine e non. Alla sera, se Giove Pluvio ci lascerà, vorremmo ripetere l'esperimento di un concerto molto emozionale, oserei dirlo. Un concerto che dovevamo fare ancora 3 anni fa, ma poi appunto colpa il maltempo l'abbiamo fatto alle Cantine Brandolini. Quest'anno vogliamo riproporlo e speriamo di riuscire a farlo nel luogo deputato e quindi al Bosco delle Penne Mozze. Domenica 29 invece, per onorare anche il 50° anniversario del Bosco delle Penne Mozze, siamo tutti invitati alla prima adunata solenne che si ripeterà poi a cadenza quinquennale con la presenza del Labbro Nazionale, del Presidente Sebastiano Favero e dell'intero Consiglio Direttivo e con molti altri ospiti che poi magari il nostro Presidente ne parlerà. Come potete vedere, nonostante le restrizioni, il programma è stato, è e sarà ben nutrito, sempre rispettando ovviamente le disposizioni antipandemiche. Prima di iniziare questa serata vorrei che il nostro Presidente Francesco Introvigne salisse sul palcoscenico e ci desse un saluto di benvenuto. Prima di fare il tuo saluto, caro Presidente,
Vorremmo onorare una persona che dà tanto agli alpini, una persona della protezione civile. La omaggiamo ora, in questo momento, perché purtroppo lei poi ha altri impegni, quindi ci deve lasciare. Quindi vorrei che la dottoressa Longhi, Serenella Longhi, venisse sul palco e il nostro presidente omaggiasse la nostra dottoressa con un mazzo di fiori. Se ce lo portate, magari. Eccolo qua. Prego. Scusa, ma Eccolo qua. grazie a te. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Presidente, a te il microfono e a te la luce. Si sente? Beh. Lo faccio da qua, scusate, perché sono vicino al tricolore, sono vicino al vessillo sezionale cui si è fatto cenno, il quale è decorato alle 4 medaglie d'oro a valore militare, che rende la nostra sezione, ecco così, orgogliosa. Quindi il mio è un saluto di benvenuto a voi tutti, un ringraziamento per essere qui. Come vi ha detto Maurizio, la nostra sezione ha appena compiuto 90 anni, li abbiamo celebrati con un rito religioso, ma anche appunto sotto la loggia del Sansovino, davanti al Museo della Battaglia, luogo della storia e della nostra memoria, della nostra patria. E stiamo uscendo da un periodo lungo, troppo lungo periodo, da una sorta di letargo che ci ha costretti chiusi in casa, chiusi direi anche mentalmente, chiusi vorrei dire anche spiritualmente. Siamo stati provati duramente nel corpo, nello spirito, ma anche negli affetti più cari. Questo è l'effetto della pandemia. Quindi sentiamo davvero il bisogno di recuperare, di riaprirci, di tornare a quella che è e dovrebbe essere una piena e totale normalità. E lo cominciamo anche attraverso questi gesti, attraverso questi momenti. Questa sera siamo qui in misura ancora estremamente ridotta, 99 posti su 400, ma dobbiamo rispettare le regole che esistono, ma siamo qua anche in una sorta di rappresentanza importante, significativa, qualificata. E quindi ringrazio fin da ora le autorità intervenute, a cominciare dall'europarlamentare Toni, che è qua con noi, ad Antonella Uliana per rappresentare il Comune, dai signori sindaci, del comprensorio, dai colleghi presidenti delle sezioni ANA di Belluno, di Conegliano, di Treviso, di Valdobbiadene, dai past president e poi da tutti voi alpini in sostanza. Ecco, poi cosa posso dire? Che mi sento dire che non vi è dubbio che dobbiamo alimentare il nostro corpo non solo, come dire, delle sostanze necessarie al vivere, ma dobbiamo anche alimentarlo nello spirito, dobbiamo rivivere i sentimenti, riprovare emozioni, ed è quello che credo che questa sera riusciremo in qualche modo a proporvi. Lo facciamo, come ha detto Maurizio, con i nostri tre cori, con Massimo Neri, che tutti ormai quasi penso conosciate, che tra l'altro è anche il premio annuale nostro Amico degli Alpini 2020. Dobbiamo quindi tornare ad essere quello che il destino, il fatto, voglio dire, quello che vogliamo dire, ecco, ci ha riservato di essere. Dobbiamo tornare a fare quello, io dico un'espressione così particolare, dobbiamo tornare ad essere, a fare gli alpini veri. Ecco, e questo è l'augurio
che io faccio prima di tutto a me stesso, ai miei alpini, ma lo faccio anche per tutti voi, perché possiamo davvero tornare a vivere come eravamo abituati a fare. Buona serata. Grazie Presidente, stai qua sul palco magari, e vorremmo un cenno di saluto anche da parte dell'assessore Uliana, che questa sera rappresenta il Comune, e che io voglio ringraziare per averci dato l'opportunità comunque di fare questo spettacolo, anche se in forma ridotta, però grazie per averci lasciato il teatro per questa serata. Grazie, anche se devo dirvi la verità, fino a 2 giorni fa mi brontolava perché ma solo 99 posti, ma non è possibile, solo 99. Io sono davvero contenta di essere qui questa sera a rappresentare la mia amministrazione in un evento importante come questo. Importante perché gli alpini al 90°, ma importante anche perché finalmente si riapre alla realtà della musica, alla realtà della musica dei cori alpini che ci sono mancati tantissimo. Quindi un saluto da parte dell'amministrazione, del sindaco che avrebbe avuto piacere di essere ma non può esserci questa sera. Da parte mia posso dirvi che è un compleanno quello di questa sera. E ai compleanni si va nel momento in cui si festeggiano le persone di famiglia, le persone care, gli amici. Beh, io mi sento in questo spirito qui con voi questa sera, perché devo dirvi che io non vi conoscevo, lo ammetto sinceramente, prima di fare l'amministratore, ormai sono 7 anni che sono in amministrazione e non avevo mai avvicinato il mondo dell'alpinità. Perché per familiarità avevo il nonno che era fante, il papà anche, quindi gli alpini non li conoscevo. Ho avuto modo in questi anni di conoscervi, di apprezzarvi, di capire quali sono i valori importanti che voi avete dentro di voi, quanto voi siete sempre disponibili, presenti nel momento del bisogno. Tu Maurizio prima ricordavi quanto avete fatto anche durante il periodo del Covid. Beh, io non posso non ricordare il sorriso aperto dell'alpino nel momento in cui sono entrata nel centro vaccinale. E ieri ero al CRO di Aviano e anche lì gli alpini sorridenti che ti mettono in pace con i problemi della vita, con il loro modo. Quindi grazie davvero, grazie di cuore per tutto. E la gioia questa sera in particolare è anche quella di poter sentire la poesia di un amico, con questo accento romanesco così particolare. Molto bello, tra l'altro lo sfogliavo, il libro che voi avete pubblicato con le poesie di Massimo Neri, accompagnate da quelle immagini, da quei disegni che restituiscono visivamente quello che è il senso della poesia e lo fanno con delle immagini che appartengono all'immaginario collettivo di ognuno di noi. Sono contenta di risentire finalmente in azione i due amici, Sabrina Carrari, 2 maestri del coro, e Carlo Berlese, e tutti quanti i coristi dei 3 cori che ho visto dal programma canteranno quelle canzoni che abbiamo tutti dentro il nostro cuore e che non vediamo l'ora di riascoltare questa sera. Grazie a tutti. Grazie Antonella, e a questo punto non possiamo non invitare sul palco Gian Antonio Darè, che anche lui porterà i suoi saluti alla platea ovviamente. Eccoci qua. Intanto buonasera, un grazie sentito, un grazie, 90 anni di grazie. Io ho avuto l'onore di essere sindaco di questa città, di aver conosciuto gli alpini e a lavorare assieme agli alpini. Mi ricordo Paganica, dove abruzzesi e veneti hanno costruito qualcosa di importante. È un segno, un esempio del vostro lavoro sul nostro territorio che voi fate, è sempre impagabile, sempre impagabile. Se noi diamo un qualche contributo agli alpini viene moltiplicato sempre per 10. Perché voi siete veramente il nostro spirito, il nostro Veneto, la nostra forza di andare avanti. Un grazie soprattutto per averci dato una mano su questa pandemia. Lo ricordava prima l'assessore Uliana, vedere il cappello alpino
nei centri Covid è stato sicuramente rasserenante, soprattutto per gli anziani, per quello che avete fatto, quindi un grazie davvero, sempre a disposizione per quello che la parte amministrativa può fare, ma soprattutto perché veramente siete l'esempio per le nostre generazioni e per i nostri giovani. Andiamo avanti, 90 anni portati splendidamente, siamo sempre con voi per un lavorare ancora sempre di più. Grazie. Grazie all'europarlamentare Antonio Darè. E ora a questo punto congediamo anche il nostro Presidente, se vuoi rimanere qua a cantare con loro. No? Va bene, grazie Presidente. E adesso iniziamo. Ora diamo il via a questo spettacolo, Alpini al 90°, un percorso che ci farà rivivere la nostra storia tra aneddoti, sonetti e canti, raccontati e cantati da Massimo Neri, gli attori Maria Grazia Di Donato e Enzo Samaritani, e dai nostri 3 cori della sezione, il coro Ana di Vittorio Veneto, il coro alpino Ana Coldilana e il coro Ana Mesulano. Le presentazioni sono affidate a 3 giovani presentatori, chiamiamoli giovani, Marica Colombera, Fulvio Fioretti e Sergio Battistuzzi. A questo punto a me non rimane altro che dirvi buona serata e buone emozioni. A dopo. E allora, dove eravamo rimasti? Ah già, era il 4 novembre 1918. Gente festante si accalcava per strada. Lacrime, abbracci, sventolio di bandiere. Finalmente la guerra, la grande guerra, era finita. È finita. È finita la battaglia. Il nemico batte in ritirata e nella corsa sua disordinata cerca di scappar nella boscaglia. È finita. È finita la paura di tutta quella gente, poveretta, che di finir sotto a qualche baionetta ha rischiato certamente oltre misura. È finita l'agonia e tutti come amici ci abbracciamo con gli occhi gonfi di euforia. È finita anche la guerra e mentre che alle case ritorniamo speriamo che sia pace su sta terra. E a Milano, l'8 luglio 1919, alcuni reduci decisero di fondare l'Associazione Nazionale Alpini e di ritrovarsi organizzando la prima adunata nel luogo simbolo del sacrificio alpino, l'Ortigara, per raccontare, per pregare, per non dimenticare.
Delle vette, Signore, incontrastato, contra il nemico lanciata l'offensiva, chiamato all'azione decisiva dal freddo dell'inverno ormai temprato. Solo con te stesso il tuo moschetto, con quella lama piantata sulla canna, pronta a quel che il general comanna, da soldato che dell'ordine ha rispetto. E contro i cannoni e i corpi di mitraglia la forza del coraggio, con quella dignità che è proprio di chi affronta la battaglia. E quando che sarai andata avanti, la penna mozza nel cuore rimarrà di tutti quelli che tu avrai davanti.
E nel 1921 tutta l'Italia si strinse attorno ad un suo figlio, il Milite Ignoto, accompagnandolo con tutti gli onori e la commozione di un popolo intero, da Aquileia fino all'altare della patria, a Roma. Cercato nell'antro d'un cimitero, la tua divisa come unico segno, così sguarnita da renderti degno d'essere simbolo d'un popolo intero. Da grido di madre scelto fra tutti, figlio partito e mai ritornato. La vita tua alla patria hai donato, senza poterne vederne i suoi frutti. Fosti traslato con solenne parata in quell'altare che narra la storia di come l'Italia è stata creata. Non il tuo nome sull'incisione, ma 2 parole. Milite Ignoto. L'eterna memoria e il palpito forte della nazione. E nel maggio del 1929 il tenente degli Alpini Luigi Armellini, meglio conosciuto come Gino Armelin, ricevette dal presidente nazionale dell'ANA, l'onorevole Angelo Manaresi, l'incarico di costituire la sezione di Vittorio Veneto, sezione che vide la luce il 24 maggio 1981, in occasione dell'adunata regionale nel corso della quale il vessillo della sezione, consegnato dalla medaglia d'oro Giacomo Camillo De Carlo, venne benedetta da Don Francesco Sartor, alla presenza del presidente Manaresi, della medaglia d'oro Alessandro Tandura e di una moltitudine di donne e di uomini entusiasti. A te, Vittorio, terra d'eccellenza, che hai visto le tue case profanate, le tue strade dal nemico calpestate e il tuo popolo ridotto all'obbedienza. A te, Vittorio, stirpe di valore, che con la dignità e la fermezza hai sopportato tutta la tristezza di sta un anno in mano all'invasore. A te, Vittorio, icona del conflitto, che della storia nostra sei memoria e tale rimarrai nel marmo scritto. A te, Vittorio, che la battaglia ha consacrato, il nome ci hai legato alla vittoria e dell'Italia sei il cuore appassionato. Ricordi quel mese d'aprile, quel lungo treno che andava al confine e che portava migliaia di alpini. Su, correte! È l'ora di partire. Sul monte Canini
Ma poi tornò la guerra e gli alpini, con il loro sangue, scrissero pagine e pagine di un libro che nessuno di noi avrebbe mai voluto leggere. La pioggia da lassù me bagna il volto, scende sulle guance insaccherate e sulle labbra mie secche, assetate. Si ferma a darmi un misero conforto. La pioggia su di me lei si diffonde e mentre che ne sento il tintinnio mi sembra che a lagrimar sia Dio, che nelle gocce il pianto suo confonne. Il pianto è un gran liberatore, ti lava l'occhio, ti increspa i sopraccigli, ti fa vedere della guerra tutto l'orrore. Piagne la madre per milita all'addio, piagne la patria per tutti i figli sua. E mentre che ti scrivo, piango anch'io.
e su quei monti, su quei reticolati, su quel ponte così tristemente famoso, ancora sventola bandiera nera, nello straziante ricordo di tutti coloro che lì si sono immolati. Figlio, figlio, figlio mio adorato, perché proprio te, su quel reticolato? Hanno detto che ci avevi già provato e non contento c'eri ritornato. Figlio, figlio, figlio mio adorato, perché proprio te, su quel reticolato? Con una pinza arrugginita l'hai tagliato e un colpo di mitraglia t'ha affacciato. Figlio, figlio, figlio mio adorato, perché proprio te, su quel reticolato? Una medaglia d'oro mi hanno dato. Figlio, figlio, figlio mio adorato, perché proprio te su quel reticolato? Madre, madre mia, io son soldato.
E poi fu la Russia, il Don, la ritirata e il dolore di chi, ancora oggi, non ha una tomba sulla quale piangere i propri morti. Nessuno sa dove, nessuno sa quando. Questo mondo insensato hai lasciato e l'anima tua al Signore hai donato, a Lui, a cui spesso andavi pregando. Dall'unico figlio ti separasti. Quel bimbo ormai si è fatto canuto, ma non si rassegna ad aversi perduto, stringendo a sé i ricordi rimasti. Lui guarda il cielo, cercando qualcosa per dare speranza ad un uomo credente che vaga da anni, ormai senza posa. E mentre le nubi distendono il manto, tu, che al cannon davi voce potente, lasci che l'uomo gli porti il tuo pianto.
Ma gli alpini seppero riprendersi anche da questa immane sciagura e rinsaldare le fila con uno spirito che sempre più li vedeva vicino alla propria gente, così che quando, il 6 maggio 1976, la terra tremò devastando il Friuli, furono i primi ad intervenire, a spalare, a soccorrere e a trasportare, dando di fatto il via a quella che poi sarebbe diventata la Protezione Civile, di cui l'unità di protezione civile della sezione ANA di Vittorio Veneto è una bella e valida realtà. È proprio dall'esperienza del terremoto del Friuli che ad alcuni medici e infermieri alpini bergamaschi nacque l'idea di costituire un gruppo di primo intervento sanitario, capace di poter prontamente agire in caso di gravi calamità. Così, nel 1986, nacque ufficialmente l'ospedale da campo dell'Associazione Nazionale Alpini. Radici profonde nella terra italiana. Radici profonde da cui prese la vita per poi donarla come aria pulita a chi è rimasto sotto una frana. L'acqua combatte portando soccorso nel fango, sui monti o lungo le valli, con tanta fatica ma senza intervalli, mettendoci impegno in tutto il percorso. La sua presenza è di grande conforto per quella gente ferita e sconvolta che disperata cerca un supporto. Issato da mani d'eroi genuini, in tutto il mondo chiamata a raccolta, è l'ospedale di noi alpini.
ma di certo la voce degli alpini di Vittorio Veneto, in Italia e all'estero, in tutti questi anni si è identificata nei canti dei nostri cori. Cori che con un impegno costante ed encomiabile applicazione danno da sempre lustro alla nostra sezione. Voci distanti il vento trasporta, salgono e poi vanno a svanire. L'una sull'altra par di sentire, mentre socchiudi curiosa la porta. Tenera nenia l'aria trasmette, poche parole un po' spezzettate, ma così tanto a mente cantate da ritornare senza essere lette. Eco di note l'orecchio cattura e con quel soffio di fiato lontano scaccia da te tensione e paura. Canto leggero s'alza dal cuore, così vagando nel cielo, come preghiera a nostro Signore. E come non ricordare il mitico Iroso e il gruppo Salmerie che così tanto hanno dato alla storia della sezione di Vittorio Veneto? Ai muli e agli sconci va il nostro plauso ed il ringraziamento sincero per una vita di abnegazione e di fatica. Ma l'associazione, nel tempo, sempre più si è dedicata al sociale, all'aiutare incondizionatamente gli altri, con una particolare attenzione agli anziani, soggetti di cui gli alpini hanno, per costituzione mentale, il massimo rispetto, vedendo spesso in loro la propria memoria storica e le proprie radici.
seduto su una vecchia panchina, con le mani appoggiate al bastone. Guardi la gente senza attenzione, mentre nell'aria c'è odor di cucina. Le rughe ti segnano il viso, a contornare i tuoi occhi rotondi, per diventare dei solchi profondi, non appena che accenni un sorriso. Chissà cosa passa nella tua mente quando pensi con ansia all'ignoto, e se ci sia o non ci sia veramente. Ma meditando su quello che è stato, il tuo sguardo si perde nel vuoto, vagando beato nel tempo passato. E come non ricordare in questa celebrazione il Bosco delle Penne Mozze? Un altro dei fiori all'occhiello nella storia della nostra sezione. Bosco fortemente voluto e creato da Mario Altarui, con il fattivo ed appassionato sostegno di Giulio Salvadoretti. Bosco che ogni anno accoglie fra le sue braccia nuove steli e che richiama tantissime persone che qui vengono a riflettere e a pregare. Steli di ferro nella terra piantate, un nome, una data, un pezzo di storia di quella vita coperta di gloria che sempre rivive nelle nostre adunate. Sentieri e vialetti nel bosco montano, dove il pensiero di quello che è stato vola nel vento, che intanto si è alzato, vagando commosso in un tempo lontano. Un canto riecheggia ai piedi del monte, come una nenia che rinfranca gli assorti, dolce carezza sull'italica fronte. Una preghiera sotto l'acqua piovana, a ricordar quegli impavidi morti, mentre rintocca la grande campana.
messa. Nicolaietta. Cima, Ballona. Che il Cristo me guarda, che il vento me basa, che gli alberi canta al sole e alla luna, canzon vece nove, de requie de gloria, o penna spaccata, t'ha fatto la storia. Venne mosse Ma in questi anni la sezione di Vittorio Veneto ha anche promosso tutta una serie di iniziative culturali, organizzando o patrocinando mostre e spettacoli teatrali con i quali ha voluto condividere con la popolazione i propri sentimenti e i propri ideali. al comando dei nostri ufficiali caricheremo cartucce a mitraglia, ma se per caso il colpo si sbaglia, a baionetta l'assalto fare, ma se per caso il colpo si sbaglia, a baionetta l'assalto fare. Tu nemico che sei tanto forte, fatti avanti se hai del coraggio, e se qualcuno ti lascia il passaggio, noi altri alpini fermarti sapremo. E se qualcuno ti lascia il passaggio, noi altri alpini fermarti sapremo. O care mamme che tanto tremate, non disperate per i vostri figlioli, che qui sull'Alpe non siamo noi soli, c'è tutta Italia
Ma gli alpini, come si sa, sono anche gioia di vivere e socialità e non disdegnano di certo un bel piatto di pasta ed un buon bicchiere di vino. Tavolo ligneo coperto d'avana, sedie robuste, sedili di paglia, bicchieri di vetro così, da battaglia, brocca con l'acqua della fontana. Formaggi, spaghetti, un po' di insalata, mangiare alla buona gustando i sapori delle cose di casa, di quelle migliori, bevendoci sopra un rosso d'annata. Odore di carne e di olio d'oliva, di brace, di fumo e di carte da gioco, senza il pensiero del giorno che arriva. Suono di voci e di canti istintivi, di vero schiamazzo e di cose da poco, tutti segnali dell'essere vivi. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera su bei monti a guerreggiare, oi là là, su bei monti che noi saremo. Su bei monti che noi andremo, pianteremo l'accampamento, brinderemo al reggimento, viva il corpo degli alpini, oi là là, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini, e viva il reggimento, e viva il corpo degli alpini. Oi là E la storia recente della sezione ha trovato la sua massima espressione e fonte d'orgoglio nell'organizzazione della Dunata del Piave e quella triveneta del 2018. Come non ricordare, infatti, quella moltitudine di gente, quella fila interminabile di penne nere e quell'abbraccio con cui l'intera città si è stretta attorno agli alpini? forza
Ma la storia attuale ci parla ancora di guerra una guerra contro un nemico invisibile che ci ha colpito all'improvviso, entrando nelle nostre case e sconvolgendo la nostra vita. E l'Italia ha pagato un prezzo altissimo durante questa pandemia, ma ha saputo reagire e ancora una volta ha saputo risollevarsi. Rossa di rabbia per quel che si dice, che a te si deve cotal pandemonio, come se avessi nel ventre il demonio pronto a colpire un mondo felice. Bianca sul volto la tua mascherina, per contenere quella vile offensiva che dalle mani alla bocca ci arriva come veleno che uccide in sordina. Verde speranza, guardando al futuro, con occhi sognanti tu conti le ore per ritornare un posto sicuro. Coraggio, o mia Italia, che senza respiro combatti col cuore e tutto l'ardore, mentre in silenzio, commossa, t'ammiro. Certo, le ferite sul corpo di questa nostra patria sono ancora tante e profonde, ma l'attaccamento della sua gente è talmente forte da permetterle di affrontare e superare ogni sventura e ogni calamità. Terra degli avi e di tutti i miei canti, per le tue strade da sempre cammino, rendendoti omaggio senza rimpianti. Suolo nativo dal richiamo lontano, a te commosso, ora mi inchino e sulle tue tracce io poso la mano. Bambino
simbolo della nostra storia, l'emblema sotto il quale noi alpini ci sentiamo di stare e per il quale abbiamo dato e daremo ancora il nostro impegno e il nostro sangue, è la nostra bandiera, il tricolore. Tre pezzi di stoffa tra loro cuciti. Il verde dei prati e delle pianure. Il bianco di neve e delle creature. Il rosso di fiori e tramonti infiniti. Nel vento si increspa provando dolore, poi torna tesa come una spada, che l'aria taglia indicando la strada della difesa del proprio valore. Sotto la pioggia sembra farsi piccina, ma quando che appare il sole, sventola fiera come nostra eroina. Gli occhi riempie di pura emozione. Quando l'inno d'Italia si sente cantare. Tre pezzi di stoffa. Una sola nazione. Bene signori, abbiamo concluso. Io però gradirei che voi faceste ancora un grande applauso a tutti e tre i cori. Se voi continuate io faccio anche meno fatica. E un grosso applauso anche per il nostro socio, nella sezione di Terre Veneto, Massimo Neri, con i suoi attori ovviamente Maria Grazia Di Donato e Enzo Samaritani.
Gli ho chiesto un grande applauso anche perché i cori mi hanno detto di sì, ma perché era il 90° della sezione. Hanno cominciato a ricantare dopo 2 anni, circa 2 mesi fa, circa, più o meno. Ecco, per cui voglio dire, sono riusciti in 2 mesi a imbastire queste canzoni che hanno fatto per noi. Grazie quindi ancora una volta ai cori. Ora, come nelle buone famiglie, dobbiamo omaggiare chi ha permesso che questa serata venisse fatta, condotta in questo modo. Quindi pregherei i cori di lasciare il palcoscenico perché poi chiamerò le persone per essere appunto omaggiate e chi dovrà omaggiare queste persone. Siccome vorrei chiamare tutti di nuovo sul palco, mi serve il palco vuoto. Tra le altre cose, voi non l'avete visto, ma il palcoscenico questa sera è tutto pieno di crocette e stavo guardando i cori prima, tutti quanti hanno rispettato in maniera molto corretta tutte quante le posizioni a loro assegnate. Bene. Quindi adesso voglio chiamare sul palco i tre maestri, quindi Sabrina Carraro, Sabrina Zanetti e Carlo Berlese. Quindi se sono qui. Carlo è qui, buon. I 3 presidenti dei cori, Michele Paludetti, Alessio Toffolon e Ivano Pagotto. Alessio credo sia qua, spero sia qua. I 3, come chiamarli? Le 3 persone che hanno presentato questa serata, i 3 presentatori ufficiali, quindi Marica Colombera, Fulvio Fioretti e Sergio Battistuzzi. Vi prego, se potete, rispettare anche voi le crocette come hanno rispettato i vostri coristi. E poi ovviamente non possono mancare Massimo Neri, Maria Grazia Di Donato e Enzo Samaritani. Avremmo dovuto premiare, anzi omaggiare anche il pianista, il maestro Giovanni Tonon, ma lo abbiamo già fatto nascosti dietro il proscenio perché aveva altri impegni, quindi se n'è andato. Bene, chi premia, Presidente? Intanto il Presidente della sezione. E poi questa sera vorremmo fare qualcosa di diverso. Dopo 2 anni che non si vedono più in giro, vorrei che assieme a te ci fossero anche i tuoi 3 vicepresidenti. Quindi Andrea Pagotto, Matteo Zambon e Roldano De Biasi. Guarda che disciplinati. Bene, Roldano sta arrivando, perfetto. Quindi cominciamo. Vuoi dire qualcosa? Ho detto che hanno già fatto l'addestramento formale, quindi brevemente un grandissimo saluto, un grazie di cuore sincero a tutti, indistintamente a tutti, bravi, ci avete fatto rivivere e ripartire. Adesso che il volano è in movimento, vediamo di dar solo adesso energia. Forza e coraggio e avanti sempre. Grazie a tutti voi. Grazie Presidente. Allora, cominciamo a omaggiare Sabrina Carraro, maestra del coro Col di Lana. Premia il Presidente Francesco Introvigna.
o omaggia. Vedi te. Fai meglio che puoi. Lo stesso trattamento anche per Sabrina Zanette, quindi omaggiamo con un mazzo di fiori, sempre gradito, un omaggio floreale. Premia sempre il presidente Francesco Introvigna. A Carlo Berlese ci sembrava poco delicato dargli un mazzo di fiore, fare un omaggio floreale. Quindi a Carlo Berlese il vicepresidente vicario consegna una confezione di vino. Cominciamo con i tre presidenti. Michele Paludetti del coro alpino Ana Coldilana, una targa ricordo del 90°. È la targa ufficiale con il nostro simbolo ufficiale, per cui premierà il Michele Paludetti Matteo Zambon. Presidente del coro ANA, Vittorio Veneto, Alessio Toffolon, anche lui ovviamente una targa ricordo che farà bella mostra in sede, premierà il vicepresidente Rogliano De Biasi. Stessa targa anche per Ivano Pagotto, presidente del coro Ana Mesulano. Premia Andrea Pagotto, correttamente. Ritorniamo con un omaggio floreale a Marica Colombera, presentatrice del coro alpino Coldilana, premia ovviamente il presidente. Tornerà il tempo dei bazzi. Presentatore invece per il coro ANA di Vittorio Veneto, Fulvio Fioretti, il nostro vicepresidente Zambon gli offrirà una confezione di vino. Ed ora coro ANA Mesulano, Sergio Battistuzzi, fiori? Diamo fiori a lui? No, gli diamo tranquillamente anche a lui una confezione di vino, omaggia il vicepresidente Roldano De Biasi. Ed ora per ultimo un'altra grande e grossa realtà della nostra sezione. Presidente, sarai contento che hai 3 cori e un poeta, tutti iscritti con Vittorio Veneto. Non è un caso, non è un caso. Massimo Neri. No, la targa. La targa ovviamente che è il ricordo, sarà un caro ricordo credo per Massimo Neri, metterà nel suo studio. Massimo, grazie.
Solo per dire che quella divisa che ha messo quando parlava dell'ospedale da campo non era a prestito, è la sua, quella originale, quella che ha indossato a Bergamo. Grazie Massimo. Ed ora i due attori che hanno impreziosito la serata. Maria Grazia Di Donato, eccola qui, un omaggio ovviamente floreale, vedi che c'erano anche per te, premia ovviamente il Presidente. Però non ho mica capito se i presidenti, se è una peculiarità dei presidenti premiare tutte le donne. Sì? Va bene, ok, se questo è, faremo così. Anche Lobinza avrebbe fatto anche dell'altro. E a questo punto rimane Enzo Samaritani, altra grande persona. Roldano De Biasi consegnerà una confezione di vino appunto a Enzo Samaritani. Ecco, solo per dire due ultime cose, che il cappello che aveva in mano Massimo Neri era un altro pezzo di una realtà storica indescrivibile, immensa, che sta, ecco, in tutti i valori che racchiude la nostra sezione. È il cappello originale di Giulio Salvadoretti. Quindi, grazie. Quindi in questo grande percorso che questa sera insieme abbiamo vissuto, inedito anche per me perché non conoscevo, ecco, lo svolgersi, e di cui manifesto grande personale soddisfazione, come credo abbiate già fatto tutti voi con il consenso e col plauso. Da ultimo un ringraziamento senza premi, ma un ringraziamento a Maurizio Casetta, responsabile del centro studi sezionale nostro e coordinatore di questa serata. Grazie Maurizio, appuntamento per tutti a domani mattina. Grazie. Bene, ha già detto tutto il Presidente, a me non resta altro che augurarvi una buona notte, spero sia una notte serena, e ricordando magari la serata che avete vissuto assieme a noi. Ci vediamo domani mattina, buona nottata a tutti.